Aumento di contagi e 5 decessi nelle ultime 24 ore. Morto a Rovigo un 54enne non vaccinato senza problemi di salute. Intanto via libera di AIFA all'utilizzo degli anticorpi monoclonali in tutti i pazienti Covid, non solo per chi ha patologie pregresse. Su 6 milioni di dosi somministrate in Veneto sono state segnalate 15.000 reazioni avverse, di queste 1.200 classificate come gravi, così la dottoressa Russo analizzando i dati della farmacovigilanza sul vaccino anti-Covid. Maxi focolaio nella Marca, 72 soggetti, tutti macedoni che rientravano dalle vacanze nel loro paese, 2 gravissimi, terapia intensiva, l'appello alla comunità macedone, fatevi il tampone, è urgente. Cisterna di GPL a fuoco lungo l'A4 tra Porto Gruaro e Latisana, autostrada chiusa per tutto il giorno nel tratto interessato, pesanti disagi al traffico, super lavoro dei vigili del fuoco, alcune case evacuate. Partite le ispezioni negli ospedali coinvolti nella tragedia della morte del piccolo Giacomo, il bimbo di Porto Viro morto dopo le visite nei nosocomi di Adria, Chioggia e Padova, domani pomeriggio l'autopsia. All'indomani del vertice delle prefetture detta le sue condizioni il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, pronti a lavorare con l'Europa ma i numeri devono essere ridotti, stop alle strumentalizzazioni politiche, dice. Nel pomeriggio a posto dal pago i funerali del senatore della Lega Paolo Saviane, scomparso a soli 59 anni. Alla cerimonia presenti anche Zaia e Salvini, perdo un grande amico, ha detto il leader del Carroccio. Paralimpiadi, la prima medaglia azzurra è il bronzo del nuotatore padovano Francesco Bettella nei 100 d'orso, nella scherma l'annuncio con giallo di Bebe Vio, non farò le gare di sciabola, vi spiegherò i motivi dopo Tokyo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano gli aggiornamenti sul fronte coronavirus. Nella notte un 54enne non vaccinato senza patologie pregresse è morto all'ospedale di Rovigo. In aumento intanto le positività nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Balzo in avanti dei contagi in Veneto, si contano infatti nelle ultime 24 ore 847 nuove positività, con un'incidenza rispetto ai tamponi eseguiti pari al 2%. Cala di 11 unità il numero dei ricoverati negli ospedali veneti, complessivamente 262, di cui 50 in terapia intensiva. Incremento anche nei decessi legati al Covid, 5 nelle ultime 24 ore. C'è stato un decesso anche questa notte a Rovigo. 54 anni, stamattina in riunione la dottoressa Simeonato ci ha riferito senza alcuna patologia, Covid puro. Si tratta di un paziente non vaccinato, come non sono immunizzate le 3 persone di 32, 57 e 71 anni ricoverate in questo momento in terapia intensiva a Rovigo. Intanto nelle ultime ore sul fronte vaccinazioni arrivano segnali positivi con un incremento delle prenotazioni e a proposito di immunizzazioni il 52,8% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto almeno una dose. Per quanto riguarda invece l'ipotesi di un terzo richiamo, Zaia ricorda i dati che arrivano da Israele che dimostrano che la terza dose riduce di 4 volte i sintomi gravi e di 10 volte l'ospedalizzazione, poi aggiunge. Ma se ci dovesse essere una terza dose non ce lo vengano a dire a dicembre o a gennaio, perché dopo è troppo tardi. Novità anche sul fronte degli anticorpi monoclonali, con il Veneto che ne utilizza il 50% di quelli somministrati in Italia. Dopo la decisione presa da AIFA lo scorso 8 agosto, nei prossimi giorni il dottor Flori invierà a tutte le ULSS e ai medici di base le nuove indicazioni. Prima era aperto a tutti dai 65 anni in su. Se avevi meno di 65 anni, per avere un'infusione di anticorpi monoclonali doveva avere, essere un grande obeso, avere il diabete o altre patologie. Con questa determinazione è aperto a tutti. Saranno i pazienti Covid su indicazione del proprio medico di base o in fase di contact tracing ad essere indirizzati all'utilizzo dei monoclonali. La somministrazione di monoclonali in Veneto ad oggi ci porta a dire che non c'è stata neanche una mortalità. A Marghera anche la responsabile della prevenzione del Veneto, la dottoressa Russo, che ha fatto il quadro della farmacosorveglianza legata al vaccino anti-Covid. Le segnalazioni correlate temporalmente alla vaccinazione nella regione su circa 6 milioni di dosi sono state 15.000. Di questi 1.200 classificati come gravi. Questi i risultati dell'osservatorio sul vaccino anti-Covid che in Veneto può contare oltre che sulla farmacovigilanza anche sul canale verde. Su 6 milioni di dosi somministrate nella nostra regione dunque sono state registrate 15.000 segnalazioni di reazioni avverse pari allo 0,25%, 1.200 quelle classificate come gravi, lo 0,02%. Tra queste ultime più della metà riguardano febbre alta, ci sono stati poi casi di svenimenti, di dissenteria, 180 di trombosi, pochissimi invece quelli
riferiti a reazioni allergiche. Tra gli eventi lievi rilevati emergono casi di febbre non alta, cefalea e mialgia, altrettanto significativi i dati a livello nazionale. Su quasi 66 milioni di dosi ci sono state 84.322 segnalazioni di reazioni avverse. L'87% di queste sono state classificate come non gravi. Sono segnalazioni che sono correlate da un punto di vista temporale. Poi viene fatta una valutazione su quello che era lo stato di base del soggetto, se quella reazione effettivamente è riportata a livello anche internazionale, per capire se oggettivamente può essere collegata al vaccino. Importante la distinzione tra correlazioni temporali delle reazioni segnalate rispetto al momento della vaccinazione e quelle causali. Differenziazione importante anche quando si parla di decessi. In questo momento in Italia si contano 498 morti correlate temporalmente all'inoculazione, di queste 7 correlate anche causalmente. In Veneto sono 38 i decessi con correlazione temporale. Attualmente in Veneto non abbiamo nessuna correlazione causale tra morte e vaccino. Si stanno valutando queste correlazioni temporali. È toccato poi al direttore della medicina dello sport dell'USL 2, il cardiologo Patrizio Sarto, mettere a confronto i dati sui casi di miocarditi e pericarditi legati al vaccino e quelli invece emersi dopo il Covid. I dati italiani sono circa 3-4 per milione di dosi inoculate, quindi stiamo parlando di un dato molto contenuto. Ben diverse le percentuali di miocarditi dovuti alla malattia da coronavirus. Noi stessi abbiamo pubblicato qualche mese fa un lavoro con l'Università di Siena dove abbiamo avuto il 3,3% di casi di miopericardite nella popolazione di atleti che abbiano avuto il Covid. Quindi siamo 1,3%, intorno al 3% rispetto a 0,00 contro il vaccino. Un 51enne veneziano di Mira è morto 3 giorni dopo aver fatto il vaccino. La famiglia ha denunciato il fatto e ora la procura sta svolgendo accertamenti per capire cosa sia accaduto. Lo scorso 18 agosto ha fatto il vaccino. 3 giorni dopo Alessandro Cavarretta, 51enne di Mira, è morto. La Procura di Venezia sta svolgendo gli accertamenti per verificare la denuncia esposta dalla famiglia ai carabinieri contro ignoti. Cavarretta si è vaccinato con Pfizer nel punto di Oriago. Dopo qualche ora aveva già la febbre alta e il gonfiore alle gambe. È stato visitato dal medico di base che gli avrebbe prescritto un farmaco, ma il 21 agosto la situazione sarebbe precipitata. I familiari hanno spiegato che il 51enne non riusciva a svegliarsi, quindi hanno chiamato il 118. Una volta giunti sul posto, i sanitari hanno tentato il massaggio cardiaco, ma ormai era tardi. Al momento l'ipotesi più probabile è che il decesso sia sopraggiunto per una tromboembolia, ma saranno gli esami e l'autopsia a confermarlo. Sono diversi gli aspetti che la magistratura dovrà chiarire: se la vaccinazione e l'anamnesi siano state effettuate correttamente, se l'uomo soffrisse di patologie pregresse e se sia stato fatto il possibile per salvarlo. L'ULSS 3 ha comunicato di essere disponibile a ogni collaborazione perché sia fatta chiarezza e si stringe ai familiari. Nell'interesse della campagna vaccinale in corso, comunica l'azienda sanitaria, andrà fatta ogni verifica su eventuali collegamenti tra la somministrazione del vaccino e la sintomatologia nei giorni successivi con l'esito infausto. C'è un allarme nella Marca trevigiana per un cluster scoperto nelle ultime ore. Si tratta di 72 cittadini, tutti macedoni, che rientravano dopo le vacanze trascorse nel loro paese. 2, tra cui una donna di 37 anni, sono gravissimi, in terapia intensiva. Forte l'appello alla comunità macedone: vaccinatevi, è urgente. È arrivata una famiglia, abbiamo fatto il tampone perché erano venuti a fare il tampone, da là poi siamo risaliti agli altri. Da qui è scattato il contact tracing che in pochi giorni ha consentito all'ULSS 2 di risalire a un vero e proprio focolaio diffuso che finora conta 72 soggetti, tutti rientrati nell'ultima settimana dalla Macedonia del Nord e residenti in varie parti della Marca. Ad accomunarli nella maggioranza dei casi anche la mancata vaccinazione, soprattutto tra i casi sintomatici. Non erano vaccinati, tant'è che un paio di questi, anche giovani, sono ricoverati in terapia intensiva e intubati. Quindi vedete che chi non si vaccina, chi è a rischio, anche se è giovane, può arrivare in terapia intensiva.
I 2 ricoveri gravi sono un uomo di 48 anni e una donna di 37, entrambi si trovano in terapia intensiva a Conegliano. Insomma, chi ha condiviso lo stesso pullman, chi la macchina. Di certo, visti i risultati, in pochi, forse nessuno ha rispettato le misure di distanziamento e di mascherina, né quelle di quarantena di 5 giorni per chi rientra dai paesi inseriti in lista D dalla Farnesina, e la Macedonia del Nord, accanto ad Albania ed Inghilterra tra gli altri, è uno di questi. Assolutamente no, difatti grazie al contact tracing siamo poi riusciti a risalire a tutti, anche perché questi ovviamente non usano i voli, ma arrivano con pullman, arrivano insieme, per cui anche se non sono della stessa famiglia, però arrivano col medesimo pullman e quindi si contagiano tra di loro, per cui il rischio è proprio di creare dei cluster importanti, per cui chiediamo veramente che si presentino ai centri tampone a fare il tampone. La raccomandazione è rivolta in particolare a chi è rientrato dalla Macedonia del Nord negli ultimi 10 giorni, una comunità, quella macedone, molto numerosa e radicata nel Trevigiano. Devono venire i nostri centri hub, i nostri centri dove facciamo i tamponi. Il tampone è gratuito, devono venire a fare il tampone, perché questa è una garanzia per loro, per i loro familiari, ma anche per gli altri, perché queste persone lavorano nelle imprese, lavorano come badanti, per cui è significativo che debbano venire a fare il tampone al rientro. E negli ultimi giorni anche nell'ULSS 1 Dolomiti è stato registrato un incremento di casi di Covid dovuto in particolar modo ai rientri in Italia di persone provenienti dall'area dei Balcani, in particolare dalla Macedonia. Attualmente risultano positivi 23 cittadini macedoni, 7 kosovari e 5 albanesi. Dall'ULSS 1 la medesima raccomandazione è arrivata anche dall'ULSS 2 Marca Trevigiano, ovvero quella che chi è rientrato negli ultimi 10 giorni dall'area balcanica di sottoporsi immediatamente ad un tampone. L'Università di Padova e quella di Venezia hanno partecipato ad uno studio di campionatura della saliva sui rifiuti. Il Covid si trova anche lì e questa scoperta apre nuovi scenari per il tracciamento dei casi nelle piccole comunità. È possibile eseguire una sorveglianza sanitaria mediante il campionamento indiretto della saliva lasciata sui rifiuti. Secondo uno studio pubblicato in una prestigiosa rivista scientifica e condotto anche da alcuni ricercatori delle università di Padova e di Ca' Foscari a Venezia, si può rilevare la presenza del Covid anche nei campioni di saliva prelevati dai rifiuti. Questa scoperta, per piccole comunità come scuole, mense e fabbriche, può rappresentare una metodologia innovativa e non intrusiva a completamento della sorveglianza clinica basata invece sulle diagnosi dirette dei tamponi e dei test sierologici. Lo studio è stato realizzato campionando rifiuti come tazzine da caffè e bicchieri di plastica o lattine e bottiglie in 20 siti diversi in un'area del nord Italia. Voltiamo pagina, siamo alla cronaca. Cisterna di GPL a fuoco lungo la A4 per tutto il giorno. Il tratto di autostrada interessato è stato chiuso al traffico, super lavoro per i vigili del fuoco e naturalmente pesanti disagi al traffico. L'autostrada chiusa in entrambe le direzioni con i pesanti disagi al traffico e quel rimorchio annerito e ancora fumante appena dopo l'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco. Scenario di un'altra giornata di passione lungo la A4 nel tratto più critico, quello tra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. Un disastro sfiorato, in fiamme una cisterna carica di GPL. Scattato l'allarme dell'autista dopo le 11, i pompieri sono arrivati sul posto con molta difficoltà per il traffico congestionato da Latisana, Portogruaro, San Donà di Piave, Udine, Pordenone e Mestre con 3 autopompe, 5 autobotti, il carro NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico e 25 operatori. Sono riusciti a spegnere l'incendio che aveva coinvolto il gruppo valvolare, riuscendo anche a intercettare la perdita. A scopo cautelativo, le poche case circostanti sono state fatte evacuare. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Potrebbero essere state innescate dal fuoco scaturito da uno pneumatico posteriore per un probabile riscaldamento. La situazione è stata monitorata dall'alto dall'elicottero Drago 81, mentre il nucleo NBCR ha predisposto tutti i lavori preliminari per il travaso sul posto del GPL su un'altra autocisterna. Necessario per questo bloccare il traffico. Autovie ha disposto la chiusura dell'entrata di Latisana verso Venezia e dell'allacciamento A4 A28 in direzione Trieste. La concessionaria
ha istituito l'uscita obbligatoria a Portogruaro per chi era diretto verso Trieste e quella di Latisana per chi viaggiava in direzione Venezia. Inevitabili le code, la riapertura dell'autostrada avverrà soltanto in tarda serata. Partite le prime ispezioni negli ospedali coinvolti nella tragedia della morte del piccolo Giacomo, il bimbo di 5 anni deceduto dopo le visite in 3 ospedali della regione. La procura apre un fascicolo, nelle prossime ore l'autopsia. L'ispezione è iniziata questa mattina ed è in corso. Il primo pensiero è un pensiero di condoglianze alla famiglia, no, da parte nostra. Sono tragedie. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova conferma l'avvio dell'ispezione ordinata nelle scorse ore dal presidente Luca Zaia per far luce sulla morte del piccolo Giacomo Lionello, il bimbo di 5 anni di Portoviro, deceduto lunedì mattina dopo essere stato visitato in 3 diversi ospedali della regione. Anche a Chioggia ispettori al lavoro, mentre l'USL Polesana non rilascia dichiarazioni per quanto riguarda Adria, la prima struttura a cui si erano rivolti i genitori del piccolo arrivato in ospedale con vomito e mal di pancia e dimesso con la diagnosi di gastroenterite. Il bimbo poi era stato portato dalla famiglia a Chioggia e da qui, dopo 3 arresti cardiaci, il trasferimento a Padova, dove è arrivato già in condizioni critiche e dove è deceduto nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Anche il ministro della Salute Roberto Speranza nelle scorse ore ha disposto l'invio di un'ispezione ministeriale negli ospedali. Secondo i familiari il bambino non soffriva di particolari patologie. Cosa abbia provocato il decesso del piccolo Giacomo lo chiarirà l'autopsia disposta dal pubblico ministero Marco Peraro. L'incarico è stato affidato al medico legale trevigiano Cindy Visentin. La procura di Padova ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento senza indagati, per formulare le accuse di reato. Si attenderanno gli esiti dell'esame autoptico che verrà svolto domani pomeriggio. E per il caso proprio del piccolo Giacomo c'è stata la prima udienza tecnica. Noi abbiamo contattato l'avvocato della famiglia del bambino per capire com'è andata e quali saranno ora i prossimi passi. Si è svolta oggi la prima udienza tecnica sul caso del piccolo Giacomo, il bimbo di 5 anni di Portoviro, morto dopo le visite negli ospedali di Adria, Chioggia e Padova. Udienza in cui si è delineato il caso, è stata richiesta la documentazione clinica da parte dell'avvocato della difesa e si è deciso per l'autopsia. Siamo in una fase, come vi ho detto, di accertamento iniziale, quindi dobbiamo verificare, dobbiamo ancora acquisire la documentazione medica, tutto quello che riguarda appunto la fase degli accertamenti preliminari in sostanza. Quindi dallo Stato, quindi il pubblico ministero ha appunto aperto un procedimento proprio in ragione di questo, perché vuole vedere, capire, ovviamente i familiari, soprattutto i genitori, sono qui che stanno, i genitori che hanno già dato il consenso anche per l'espianto degli organi, infatti, quindi però siamo in una fase in cui attendiamo questi chiarimenti, queste verifiche, e domani speriamo di saperne qualcosa in più. Ora dunque non resta che attendere. I prossimi passi sono quelli di attendere l'esito di questi accertamenti, avere la possibilità quindi di avere l'accesso di verificare tutta la documentazione medica e clinica che è stata, per quanto non è che ci sia grandi cose, perché stiamo parlando di qualcosa che si è in un lampo di 24 ore, di 36 ore massimo, insomma ci stiamo discutendo di questo. Quindi vedere, e dopodiché uno fa le sue valutazioni, la famiglia farà le sue valutazioni, e con i nostri consulenti decideremo i passi da fare, come anche il pubblico ministero ovviamente, che sarà lui che deciderà anche cosa intende, come intende procedere. E adesso l'emergenza profughi dall'Afghanistan. Dopo il vertice delle prefetture del Veneto, il presidente dell'ANCI, Mario Conte, torna a chiarire la posizione dei primi cittadini del Veneto. Non si carichi sui sindaci, dice sarebbe fantapolitica, e detta le condizioni per l'accoglienza. I sindaci insieme all'Europa, insieme al governo, saranno pronti a fare la loro parte. Da qui a chiedere
però che la gestione dei flussi migratori che provengono dall'Afghanistan ricadano completamente sui comuni, credo che questa sia fantapolitica. Resta fermo sulla sua linea il presidente dell'Anci Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte nei giorni in cui la gestione dei primi profughi dall'Afghanistan è sotto la lente di prefetture e amministrazioni locali. Sì dunque all'accoglienza, ma senza scaricare le responsabilità sui municipi come fatto spesso e volentieri in passato. Lo stesso presidente Zaia ha ribadito in queste ore come sul tema gli unici autorizzati a parlare del proprio territorio siano i sindaci. Ecco dunque le condizioni di Conte. Devono esserci dei numeri sostenibili, delle regole chiare e dei fondi soprattutto che possano sostenere questo processo di integrazione di questi afghani, che devono soprattutto essere un numero limitato, perché vorrà dire che tutta l'Europa ha fatto la sua parte. Questa è la posizione nelle ore in cui lo stesso dibattito politico interno si infiamma, con lo speaker dell'opposizione in Consiglio regionale Arturo Lorenzoni che chiede a Conte che sia l'Anci a coordinare l'emergenza. Confido nella sua sensibilità, dice Lorenzoni, ma il diretto interessato si sente tirato per la giacchetta per l'ennesima volta e chiarisce. Non piacciono le strumentalizzazioni politiche, in questi giorni ne ho lette tantissime sulle mie dichiarazioni, cercando di mettermi in contrapposizione con Salvini, piuttosto che oggi questa che è una mera provocazione da parte del Partito Democratico. Io faccio il sindaco e porto avanti gli interessi della mia comunità e cerco di farlo nel migliore dei modi. Da presidente dell'Anci porto avanti gli interessi dei comuni veneti e così continuerò a fare, togliendomi la casacca di partito ma guardando quelle che sono le esigenze delle nostre comunità. Nel pomeriggio a Puosto dal Pago i funerali del senatore della Lega Paolo Saviane, scomparso venerdì scorso a soli 59 anni. Chiesa gremita per la commossa cerimonia alla quale hanno partecipato le massime cariche istituzionali della provincia, numerosi esponenti della politica regionale e nazionale, del Carroccio in particolare, una folta rappresentanza di sindaci e amministratori pubblici, oltre ai rappresentanti del mondo economico e sindacale bellunesi. Presenti, oltre al governatore del Veneto Luca Zaia e al ministro Erika Stefani, anche il leader della Lega Matteo Salvini. Il senatore del Carroccio ha reso omaggio al feretro e si è stretto alla famiglia, commosso. Un amico sincero oltre la fede politica, ha affermato Salvini. Un uomo attento alla montagna e alle sue montagne per le quali ha lavorato fino all'ultimo. Voltiamo pagina, siamo allo sport. Veneta e padovana, la prima medaglia italiana alle Paralimpiadi di Tokyo. Nella vasca dei 100 metri d'orso ha conquistato il bronzo Francesco Bettella, già campione paralimpico a Rio. Grande Francesco, il commento del sindaco di Padova, Sergio Giordani. Con lui per Tokyo, con il cuore, era partita un'intera comunità, la stessa che aveva pregato e lo aveva benedetto attraverso il parroco Don Pierpaolo Peron nella Santa Messa celebrata a Chiesa Nuova domenica 8 agosto, a 3 giorni dalla partenza per il Giappone. Tutta Padova e tutto il Veneto fa festa con Francesco Bettella, nuotatore paralimpico, fresco della conquista della prima medaglia a Tokyo per i colori italiani. Nella vasca dei 100 metri d'orso S1, Bettella, 32 anni, tesserato Fiamme Oro Civitas Vitae, ha conquistato la medaglia di bronzo. Affetto da una malattia genetica, Francesco Bettella si è avvicinato al nuoto grazie al padre. Nel 2009 il debutto in nazionale, nel 2016 a Rio la conquista di 2 argenti nei 100 e nei 50 metri d'orso. Dopo successo agli europei, dove ha conquistato il pass per Tokyo, la medaglia di bronzo dietro all'israeliano Hihiad Shalabi e all'ucraino Anton Kohl. Bravo Francesco, e grazie da tutto il Veneto che ama le sfide impossibili e di solito come te le vince. Il saluto del presidente Luca Zaia. Niente gare di sciabola invece per un'altra atleta veneta impegnata alle Paralimpiadi di Tokyo. Stiamo parlando di Bebe Vio, che sarà impegnata solo nelle gare di fioretto. L'ha annunciato la campionessa in un video su Instagram. Buongiorno a tutti quanti, sono felicissima perché oggi iniziano le gare della schiena paralimpica. In particolare oggi iniziano tutte le gare della sciabola, quindi abbiamo in campo un sacco di compagni di squadra che stanno iniziando a gareggiare, in particolare Edo di Erfo Sport, mi raccomando seguitelo un sacco. E iniziano le loro gare, le mie no, io sto andando al villaggio per vederli, ma purtroppo non farò le gare di sciabola, è stata
un'esperienza bellissima, è stato fighissimo e stava andando anche molto bene, quindi devo assolutamente ringraziare lo staff della Federazione Scherma che mi ha aiutato ad arrivare e che ha creduto un sacco in me, in particolare Marco Ciari che ci ha creduto veramente tanto, anche io ci stavo credendo, ma purtroppo per una serie di motivi che spero di dirvi più avanti, forse dopo le gare spero di potervi dire tutto. Purtroppo non farò le gare di sciabola, farò soltanto quella di Ferretto che in realtà è la mia, quindi sono felicissima. Saranno il 28-29, quindi mi raccomando seguiteci un sacco e niente, sarà tosta entrare al palazzetto e vedere la mia categoria che va e gareggia e non esserci, però l'importante è essere lì ed essere parte della squadra e fare il tifo ai nostri compagni di squadra. Naturalmente un tifo che coinvolge tutti quanti noi per i nostri atleti italiani e veneti impegnati alle Paralimpiadi di Tokyo. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni meteo, grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in genere stabile con tempo buono sul nostro territorio, ma vediamo con l'aiuto della nostra grafica la situazione di giovedì 26 agosto. Sul Veneto sarà una giornata ampiamente soleggiata, in pianura cielo sereno o al più poco nuvoloso. In montagna e sui settori più nord-orientali probabile aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, specie a fine giornata quando non sono esclusi anche dei rovesci. Vediamo anche le temperature, minime tra 12 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole come vediamo un po' su tutti i settori, qualche addensamento sui rilievi con occasionali temporali associati. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 25 e i 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, acquazzoni sui settori esteri di confine, asciutto e soleggiato invece altrove. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antena 3.